Vado? Abbiamo al FAMART la fotografia digitale, ce la presenta Marco Manzoni, quindi una tecnica molto particolare della modalità per realizzare le foto. Ma non solo. Le opere sono incentrate su una dimensione prettamente naturale, sono dei fiori, ma questi fiori assumono un aspetto simbolico, c'è dell'altro. Quindi l'artista attraverso queste foto, attraverso queste opere, ha voluto darci messaggi altri. Tutto quindi si gioca sul filo della metafora. E avendo qui presente l'artista, gli chiedo appunto di raccontare questa metafora e di raccontarci anche come è giunto alla realizzazione di questa fotografia digitale. Certo, allora di recente siamo stati tutti chiusi in casa per via della pandemia. Allora mi è venuto in mente di sfruttare una frase di Marcel Proust che dice: il vero viaggio di scoperta, scusate se leggo ma non me ne ricordo a memoria, non consiste nel cercare nuove terre ma nel guardare al mondo con occhi sempre nuovi. Allora mi sono rivolto appunto al microcosmo dei fiori con obiettivi logicamente macro per cogliere i dettagli, per descrivere un universo che certe volte ci sembra lontano, tipo una galassia nascosta, piuttosto che vari mondi introspettivi, eccetera, eccetera. Esatto, occhi, piuttosto che anch'io ho usato la metafora del Big Bang, dopo se riusciamo a vedere. E quindi per creare questo filone narrativo, perché penso che la fotografia, sì, tutti siamo capaci di fare fotografie, abbastanza siamo capaci di fare fotografie che stupiscono dal punto di vista di angolazioni, tecniche, eccetera. Non tutti riescono a dare un significato o un filo logico a quello che io chiamo un progetto narrativo. C'è anche un forte dato estetico, visto che utilizza non solo le forme dei colori, sì, diciamo in una visione macroscopica, ma anche i colori. Per esempio in questa dimensione qua il colore veramente assume un tangentismo giocato, sì, su una variazione tra il giallo, il rosso, il rosa. Come mai? Perché diciamo all'inizio mi sono detto ok, creo un filone con i fiori, ma dopo i fiori non sono infiniti, e invece sono andato alla ricerca anche delle luci, per cui mi sposto, vado in montagna piuttosto che vado a livello del mare per ottenere questi diversi cromatismi e quindi dare ancora come si dice, nuova linfa a un messaggio che potrebbe sembrare limitato, invece in realtà è illimitato. Prima parlava del Big Bang, qual è l'opera che, sì, lo rappresenta simbolicamente? Allora, simbolicamente è questa qui, in questo angolo qui. Sembra proprio, io ci ho visto in una banale rosa, variazione di rosa, ci ho visto un'esplosione proprio che richiama una forza, questa forza che spara verso l'esterno, da un nucleo iniziale a tutti i vari mondi segreti. Quindi Marco Manzoni gioca su questo rapporto micro-macro. Vuole evolversi, si sta lentamente evolvendo anche attraverso altri soggetti, cioè ci saranno altre opere nelle quali non ci saranno più i fiori? Ho in mente un'altra serie che riguarda praticamente le attese alle fermate degli autobus, piuttosto che aspettando che i bambini finiscano di giocare al parco, un qualcosa che sto sviluppando ma che ancora non dico un segreto, però E su questo nuovo progetto, questo nuovo soggetto, ringraziamo Marco Manzoni perché ci ha veramente dato una visione diversa di ciò che può essere l'elemento floreale, quello classico comune. Ci dà appunto una visione metaforica, una visione altra, e questa visione si evolve, quindi non ci resta che augurarvi buona fortuna e avere ancora l'opportunità di poter ammirare i suoi nuovi soggetti e quindi il suo nuovo progetto.
Grazie mille.